ascoltatori. Si apre oggi ad Asti e durerà fino al 31 maggio il sesto congresso nazionale dell'Associazione dei Neurologi Italiani, che si dedicano alle cefalee e che si danno appuntamento nell'ottocentesco Teatro Vittorio Alfieri di Asti. Diciamo che si parla di cefalea, ma quello che per me è interessante particolarmente che si parla di cefalea e alimentazione. Allora è collegato con noi il dottor Giovanni D'Andrea, a cui diamo il buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Grazie. Dottore, e grazie Grazie a lei. Prego, e grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, ho appena finito di collegarmi con la Coldiretti, con cui abbiamo elencato quello che significa orrori ed errori, cioè dal parmigiano senza il latte a tutti gli orrori, è inutile elencarli. Abbiamo spaghetti afghani, lasagne cinesi e chi più ne ha più ne metta. Io so che lei, un uccellino mi ha detto che lei è particolarmente diciamo, lotta particolarmente contro le cefalee e ha denunciato spesso un collegamento fra cefalee e alimentazione. Se ne parlerà ad Asti? Sì, se ne parlerà ampiamente, sviluppando tutti i concetti relativi a questo problema. Quindi diciamo le tesi presentate quali saranno? Beh, bisogna fare una piccola premessa. Le cefalee sono un sintomo, non sono una malattia. Quello che noi qui trattiamo è l'emicrania. L'emicrania è una malattia caratterizzata da attacchi di mal di testa che durano da 4 ore a 3 giorni. Le cause fondamentali di questa malattia sono genetiche, i cui geni peraltro non sono stati ancora individuati. Però lo scatenamento degli attacchi di emicrania può essere determinato da molteplici fattori, tra i quali anche additivi alimentari o alimenti. E cosa si può fare per combattere questo nemico? Cioè, diciamo, ci sono dei ruoli, per esempio qui è sottolineato che il ruolo del farmacista è nella gestione del paziente, cioè anche il farmacista può essere un coadiuvatore di questi consigli per... Allora, Prego. mi scusi, allora, quando parliamo di trattamento dell'emicrania, dobbiamo tenere in mente che ci sono 2 strade. Una strada è quella, e forse più importante, di prevenire gli attacchi di emicrania con una terapia di profilassi. Seconda linea è curare l'attacco di emicrania. L'attacco di emicrania ha come sintomatologia un dolore cefalico che può essere medio o forte. In Italia, forse lei non sa, ma ci sono circa 6 milioni e mezzo di emicranici. Sono dati che io non conoscevo e sono molto preoccupanti. 6 milioni e mezzo? Sì, le specifico ancora di più. Di questi 6 milioni e mezzo, la quota parte di popolazione femminile che è affetta da emicrania è il 18%, mentre invece gli uomini sono l'8%. Ecco, i soliti fortunati, i maschietti. Aspetti che adesso faccio giustizia, perché c'è anche l'emicrania infantile, in cui però la percentuale dei sessi si equivale. Ecco, finché si è bambini la percentuale è identica, quando si è adulti si differenzia. Allora, dottore, ma lei le chiedo,
cosa si può fare per prevenirla? Allora, senta, innanzitutto vorrei completare la risposta alla sua Prego. precedente domanda sul ruolo del farmacista. Per rispondere a questa domanda devo precisare che non tutti gli attacchi di emicrania sono gravi e quindi quando l'attacco è di media intensità il paziente, anziché andare in pronto soccorso o dal medico, si presenta al farmacista, il quale dà il primo consiglio, il first aid, come si dice, per i pazienti che hanno l'attacco di emicrania. Quindi è importantissimo che in questo congresso siano stati invitati l'ordine dei farmacisti del Piemonte e alcuni di loro, perché il ruolo del farmacista è importante per due ordini di motivi. Primo ordine di motivo è quello di suggerire l'analgesico più utile e meno dannoso. E il secondo motivo è quello di consigliare, laddove ci sono, di evitare i cibi o le bevande che possono indurre l'attacco di emicrania. E quindi ci sono cibi e bevande, c'è un elenco dei principali, diciamo, quelli più sconsigliabili? Allora, qui bisogna fare giustizia, perché è vero che una quota parte di emicranici hanno degli attacchi scatenati da alimenti, ma gli alimenti possono essere i più vari. In genere quello in cui è più efficace nel determinare l'attacco di emicrania sono gli alcolici. Ecco, alcolici le mettiamo al primo posto. Sì, gli alcolici per l'emicranico se ne beve un po' o tanto a seconda dell'individuo, può senz'altro avere un attacco di emicrania. Un secondo imputato è la cioccolata, però devo dire che non tutti i pazienti che soffrono di emicrania sono sensibili alla cioccolata. Prima di abbandonare, di evitare la cioccolata, bisogna essere sicuri che l'ingestione di cioccolata determini l'attacco di emicrania. E come si capisce? Come si capisce, appunto? Si capisce in questo modo. Perché un attacco di emicrania sia correlato con l'ingestione alimentare, l'attacco deve insorgere entro 4-5 ore dall'ingestione del prodotto. Ah, ecco, cioè io mangio il cioccolato adesso e se mi viene l'emicrania fra 5 ore è probabile che lo colleghi con questo alimento. La seconda prova è che la seconda volta che si ingerisce cioccolata si ha ancora mal di testa. Ecco, quindi, ecco. È una prova. Sì, una prova. Oltre alla cioccolata ci sono numerosi altri alimenti che possono determinare l'attacco di emicrania e sono i più vari, dipende dall'individuo. Ci sono quelli che sono sensibili ai formaggi, tutti quelli piccanti e grassi, sono quelli che sono sensibili ai legumi, quelli che sono sensibili alla frutta secca, per esempio, o a certe carni. Il concetto che deve essere tenuto presente è che prima di iniziare una dieta che poi non si divide a nulla, bisogna essere sicuri che l'ingestione di quell'alimento determina l'attacco di emicrania. Allora sicuramente se mangiamo formaggi, cioccolati e alcolici siamo quasi candidati all'emicrania e mi sembra di intuire, vero professore? Sì, l'esperienza e la scienza ci dice questo. Comunque devo anche dire, a onor del vero, che non bisogna attribuire valori assoluti agli alimenti, perché molto spesso mi capita nel mio studio pazienti che sono sottoposti a diete assurde che però non determinano nessun beneficio, quindi è importante stabilire con certezza una relazione diretta tra l'ingestione dell'alimento e l'attacco di emicrania. E quindi insomma bisogna un po' capire, c'è una specie di fai da te, insomma. Sì, è l'esperienza, perché il medico, il cefalologo, quando ha di fronte un paziente con attacchi di emicrania, sicuramente fa un'anamnesi in cui sono inclusi anche la lista degli alimenti che possono determinare mal di testa. Però in genere è il paziente che aiuta il medico a dire: guardi, io ogni volta che faccio questo mi viene mal di testa. Collegabile dal paziente, ogni volta che mangio questo alimento
o poi il mal di testa. Ecco, E questo quell'alimento va è un evitato, po', evidente. diciamo, ci basiamo un po' sull'empirismo, insomma. Sì, Va esatto. bene. Allora, Per la seconda domanda che lei mi ha sì, fatto per la profilassi dell'emicrania va iniziata quando l'emicrania ha determinate caratteristiche, che sono la frequenza degli attacchi e la durata degli attacchi. ecco, Se uno frequenza ha più e di durata. 4 giorni di mal di testa al mese, bisogna che inizi una terapia di profilassi. Questo perché? Perché se l'emicrania non viene trattata, c'è il rischio di peggioramento e della cronicizzazione dell'emicrania, e quindi il problema terapeutico diventa più difficile da risolvere. Ho capito, cioè praticamente noi dobbiamo preoccuparci se c'è una frequenza e una durata rilevante, cioè Esatto, non... più di 4 giorni al mese. Ecco, questo è un dato da tenere presente che noi comunicheremo al nostro medico. Dottore, Esatto. la ringrazio di queste precisazioni e auguriamo al Congresso Nazionale dell'Associazione dei Neurologi Italiani un buon lavoro. Raccontateci poi tutto perché l'emicrania non è un compagno piacevole. No, assolutamente. Assolutamente. Grazie dottore. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Allora abbiamo terminato. Avete sentito il dottor D'Andrea che ci ha dato un consiglio, cioè se avete un'emicrania saltuaria magari possiamo anche così prenderla alla leggera, se invece come durata e come frequenza è molto ravvicinata andiamo dal nostro medico e cerchiamo di capire assieme a lui quali sono le cause. Bene, io vi do appuntamento a giovedì prossimo, un saluto da Renata Galanti. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio,